Tu fai fatica ad uscire fuori casa perché nel momento in cui metti il piede fuori dal cancello rischi di essere investita tutti i giorni. Sì, pur essendoci le strisce pedonali, comunque c'è un traffico immenso e ovviamente anche per noi giovani non è molto facile attraversare la strada e soprattutto respirare, questo è certo. I lenzuoli bianchi con la scritta rossa "Basta smog" qui sono dappertutto. Facile capire quale sia la strada incriminata, via Paccagnella, costantemente sotto assedio di chi entra ed esce dall'ospedale, punto di collegamento con lo snodo autostradale di Mestre e nelle direzioni opposte anche verso il Milanese. Qui transitano al giorno più di 5.000 auto con grave danno alla salute visti i livelli di PM10. Bisogna trovare assolutamente una strategia alternativa, una soluzione per questo traffico. E loro la proposta alternativa ce l'hanno. Tema di quarta commissione consiliare del 2017, non è mai stata discussa. Ora come allora il comitato Zelarino chiede la deviazione del traffico. Potrebbe essere dalla zona dell'uscita del Passante, che era un vecchio progetto poi tralasciato, e che va a attaccarsi con la zona di Media World, il centro commerciale. Una richiesta questa almeno di confronto che non può essere ignorata. Chiediamo un incontro con l'amministrazione comunale e che ci vengano incontro ai nostri problemi, insomma, che abbiamo per quanto riguarda l'inquinamento e la viabilità stradale.